Solo polemiche, ma niente di concreto. Schifani spegne gli entusiasmi. Interrogazione dell'onorevole Giovanna Iacono sulle nostre richieste per garantire la libera informazione. Ricordato l'appuntato Principato vittima del dovere. Licata e Acragas nella pagina sportiva. Buongiorno da TVA Notizie. Le dichiarazioni del Presidente della Regione, Renato Schifani, sull'aeroporto hanno creato un vespaio di polemiche. Praticamente la struttura sarebbe necessaria, ma a mancare è ancora la volontà. Il nostro servizio di apertura di Arturo Cantella. Aeroporto sì, il tema degli aeroporti è un tema delicato che va affrontato nella loro completezza, perché non basta soltanto realizzare un aeroporto, occorre analizzare poi la sostenibilità di quell'area aeroportuale, quindi un nuovo aeroporto si deve accompagnare ad un progetto di certezza, di autonomia finanziaria che non debba basarsi solo su contributi. Le dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Regione Renato Schifani in merito all'aeroporto di Agrigento in occasione della sua venuta per il Giro di Sicilia per le difficoltà nella gestione, non tanto per la costruzione, hanno suscitato un coro di polemiche e prese di posizione tutte nettamente contrarie. Tra le tante quella del parlamentare nazionale Lillo Pisano, che afferma come resto convinto che l'aeroporto si debba fare nonostante i dubbi espressi sulla sostenibilità di un aeroporto ad Agrigento. Sono fermamente convinto che uno scalo ad Agrigento sia realizzabile e in grado di autosostenersi economicamente. Pochi territori, continua Pisano, possono contare uno straordinario attrattore turistico come il Parco Archeologico e la Valle dei Templi, che hanno raggiunto nel periodo del pre-Covid circa 1 milione di visitatori e che sarebbe in grado di generare da solo i numeri necessari per giustificare uno scalo aeroportuale nella nostra provincia. La sua Costituzione, afferma l'onorevole Pisano, garantirebbe alla popolazione agrigentina il diritto alla mobilità in tutto il territorio nazionale e darebbe un impulso dirompente all'economia di questa parte della Sicilia. Per questo, conclude Pisano, non bisogna lasciarsi scappare l'opportunità. Anche la parlamentare nazionale di 5 Stelle, l'empedoclina Ida Carmina, afferma come gli agrigentini non sono figli di un dio minore. Altre parole avremmo voluto sentire noi agrigentini rispetto agli atavici problemi che affronta la nostra provincia. Lo sanno tutti che la carenza di adeguata infrastrutturazione determina lo svuotamento della nostra città, specie dei giovani che vanno via in cerca di un futuro migliore e di opportunità che la nostra terra non offre. Tante le parole belle in campagna elettorale, attendevamo parole di giustizia e di rispetto verso la nostra provincia che più di ogni altra subisce conseguenze del fenomeno migratorio e presta accoglienza. Agrigento non ha un collegamento autostradale, pertanto chiediamo, conclude l'onorevole Carmina di 5 Stelle, di dare risposte urgenti e al di là delle divergenze ideologiche sarò pronto a collaborare per il bene della mia terra. Anche il cartello sociale di Agrigento, rappresentato dai sindacati CGIL, CISL e UIL, dall'ufficio pastorale da Don Mario Sorce, ha affermato come, pur continuando a nutrire rispetto verso il presidente di tutta la regione, compresa quella di Agrigento, di cui i politici non si devono ricordare solo in campagna elettorale, ma anche e soprattutto dopo essere stati eletti come cittadini di questo territorio che negli ultimi 60 anni è stato derubato dalle possibilità non solo dalle altre parti d'Italia ma anche della Sicilia stessa, perché lo ribadiamo, la nostra provincia è l'unica a non essere toccata da alcuna autostrada e non ha aeroporto e i porti sono in condizioni non consone ad adeguato sviluppo economico. Le strade nazionali, provinciali e statali sono paragonabili a un colabrodo, quindi sentire dire a lei, Presidente, che non ci sono i soldi non tanto per costruirlo ma per gestirlo è veramente assurdo e da cittadini stanchi di essere trattati come i membri di serie C diciamo trovateli questi soldi, magari prendendoli dal capitolo di quegli stipendi che vi siete ancora una volta aumentati, non un soldo del PNR per strade, ferrovie e porti, almeno dateci un aeroporto che ci faccia decollare per le bellezze che abbiamo e ci appartengono. Conclude il cartello sociale, aeroporto ad Agrigento non solo è opportuno ma è necessario.
L'Arma dei Carabinieri ha ricordato l'appuntato Alfonso Principato, morto a Racalmuto in un conflitto a fuoco. Commemorato stamani l'appuntato dell'Arma dei Carabinieri Alfonso Principato, medaglia d'oro al valor militare alla memoria in occasione del suo 38esimo anniversario della tragica scomparsa occorsa durante un conflitto a fuoco avvenuto a seguito di una rapina a Racalmuto in data 15 aprile dell'85. È stato deposto un omaggio floreale presso la tomba del decorato al cimitero Bonamorone di Agrigento, con le note del silenzio scandite dal trombettiere del 12° Reggimento dei Carabinieri Sicilia, che hanno dato ulteriore solennità al momento di raccoglimento, impreziosito dalla benedizione impartita dal cappellano militare della Regione Carabinieri Sicilia, Don Salvatore Falzone, presente anche il sindaco di Agrigento Miccichè e il presidente del Consiglio Comunale, il dottor Civiltà. A seguire, quindi, presso la Rettoria di San Nicola è stata celebrata una santa messa, ufficiata sempre dal cappellano militare. All'appuntato Alfonso Principato fu tributata la medaglia d'onore. All'appuntato Alfonso Principato è stata tributata la medaglia d'oro al valor militare alla memoria, in quanto durante un servizio perlustrativo inseguiva 3 malfattori che, dopo aver consumato 2 rapine a mano armata, abbandonato il mezzo sul quale viaggiavano, cercavano di far perdere le proprie tracce con la fuga nei campi, raggiunto, dopo vari conflitti a fuoco, uno dei rapinatori, mentre con determinazione espresso del pericolo lo affrontava, veniva da questi mortalmente ferito. Un fulgido esempio di elette virtù militari, spinto fino al sacrificio della vita. Il 38esimo anniversario della commemorazione della caduta dell'appuntato Alfonso Principato, un uomo che nel momento del bisogno si è prestato, inseguendo 3 rapinatori e cadendo ferito dopo un lunghissimo conflitto a fuoco. I 3 rapinatori furono arrestati, ma ovviamente lui non tornò mai più alla sua famiglia. Questo è il momento in cui noi ricordiamo non soltanto Alfonso Principato, ma tutti i nostri caduti, tutti coloro i quali per una società migliore, per una società civile, per la libertà di tutti i nostri cittadini si sacrificano con altissimo senso del dovere fino alla morte. Infiorosa 2023 in piazza Cavour a Favara, il Festival dei Fiori oggi e domani. I maestri dell'Associazione Infioratori di Noto saranno impegnati a realizzare degli stupendi tappeti floreali visitabili anche nei prossimi giorni. Tema della manifestazione sarà la Sicilia. Slittano di qualche giorno invece gli eventi collaterali, tra cui lo spettacolo con Sasà Salvaggio. A quanto pare ci sarebbero delle autorizzazioni mancanti, ma c'è anche il previsto maltempo che si vuole evitare. Parliamo adesso di noi come TV locali. Parliamo del nostro destino e anche del vostro rischio di rimanere senza un'informazione libera. A sostenere le nostre richieste è la deputata Giovanna Iacono del Partito Democratico. Vediamo. Un'interrogazione parlamentare è stata presentata al deputato agrigentino onorevole Giovanna Iacono in merito alla situazione di crisi delle emittenti televisive locali a salvaguardia del Partito Democratico. La Iacono scrive: il governo chiarisca come e se intende modificare le norme poste a monte del finanziamento alle emittenti locali che rappresentano oggi un presidio essenziale di pluralismo e democrazia territoriale. Nella giornata di oggi, afferma l'onorevole Giovanna Iacono del Partito Democratico, ho presentato come prima firmataria, insieme ai colleghi Barbagallo, Marino e Provenzano, un'interrogazione a risposta in Commissione, soprattutto per comprendere se a riguardo delle notizie fin qui trapelate rispetto alla riforma del DPR 146/17 si terrà conto delle richieste avanzate dagli operatori del settore e i rappresentanti di categoria rispetto all'abrogazione delle soglie del numero
numero minimo di dipendenti per l'accesso ai contributi, il ripristino del principio di proporzionalità per l'assegnazione dei punteggi, destinare il 70% del fondo alle emittenti televisive locali, con una quota del 20% destinati alle emittenti comunitarie in parti uguali e il 50% proporzionalmente alle commerciali, con particolare attenzione all'informazione, il 30% alle emittenti radiofoniche e l'abrogazione del parametro Auditel che attribuisce ben il 30% del punteggio per l'accesso ai fondi e ai dati degli ascolti TV. Le TV locali sono già provate, continua nella sua interrogazione l'onorevole Iacono, dagli anni della pandemia e dal passaggio al digitale terrestre, non potranno reggere la nuova revisione del settore. Questo si ripercuoterà non solo sul principio costituzionale del pluralismo culturale e dell'informazione, ma anche sulla sopravvivenza di aziende che rappresentano l'unica fonte di sostentamento per molte famiglie. Rimpasto nella giunta comunale di Realmonte. C'è il servizio. Rimpasto nella giunta Lattuca a Realmonte, entrano gli assessori Domenico Coco, Emanuele Fiorica e Gloria Arrigo, che avrà anche la delega di vice sindaco. Lasciano il vice sindaco Arcuri, l'assessore Anastasia e con anticipo di 3 settimane Leonardo Fiorica. Ringrazio gli assessori uscenti, afferma il sindaco Lattuca, perché hanno lavorato alacremente per il bene della comunità, e do il benvenuto ai nuovi assessori con il motto "Facciamo squadra". Nello spirito della squadra ciascuno metterà competenze e professionalità per fare la differenza, tutto ciò con spirito di servizio e in totale collaborazione. Questo quanto dichiarato dal sindaco all'atto della cerimonia. In occasione dell'avvicendamento politico che riguarda il comune di Realmonte e in particolare l'ingresso di nuovi assessori e l'uscita di altri che hanno fatto parte integrante di una tornata elettorale dove il motto è sempre stato "Facciamo squadra", io come sindaco del comune proprio in questa occasione voglio ringraziare gli assessori uscenti e in particolare il vice sindaco dottoressa Arcuri e l'assessore Anastasi, le quali sono state preziose, grandi stacanoviste, lavoratrici e sicuramente hanno portato avanti la volontà popolare, ecco, un programma che già a 2 anni e mezzo di mandato conta il raggiungimento della gran parte degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Faccio riferimento al piano regolatore generale, faccio riferimento al PUDM che oggi è stato deliberato seppur con un emendamento, faccio riferimento a diversi finanziamenti che abbiamo raggiunto, presidio di legalità, informatizzazione dell'ente, insomma tante cose che hanno riguardato anche i servizi sociali, in particolare quindi il lavoro fatto dal vice sindaco, il lavoro con lo smaltimento dei rifiuti, diciamo di polizia del territorio. Oggi possiamo contare di un comune che è fiore all'occhiello e di questo io ringrazio l'assessore Anastasi. Insomma tante cose, un lavoro sinergico, tanti obiettivi raggiunti, ripeto, tanti, diciamo la maggior parte che ci eravamo prefissati, e l'ingresso di una nuova linfa che è costituita da nuovi assessori che sostituiranno chi va via. Ribadisco, il nostro è uno spirito di squadra sin dall'inizio. Ciascuno di noi ha messo a disposizione di una collettività le proprie competenze e le proprie risorse in termini proprio di bagaglio, di esperienza, di anche come dire, interlocuzioni politiche. Abbiamo nel giro di 2 anni e mezzo messo dei punti fermi sulla questione Scala dei Turchi, che adesso con la nuova giunta continuerà, che riguarda il raggiungimento di un obiettivo importantissimo, quello di dare
all'amministrazione comunale la gestione demaniale già per 20 anni di un sito così importante. E ancora chiaramente siamo alle prese con tante altre questioni da risolvere, il PAI per l'accesso, la definizione del contenzioso, insomma una serie di cose che ci consentiranno di portare a termine e di completare questo obiettivo, che è restituire un sito bene dell'umanità all'intera collettività. E quindi un saluto e un abbraccio grandissimo a chi va via, alla Giunta. Accolgo con grande entusiasmo chi oggi è con me, quindi che continuerà questo percorso in questa, diciamo, con competenze diverse. L'amministrazione comunale continua e squadra il suo percorso e sono convinta che tutti insieme stiamo facendo, ma faremo la differenza. Ringrazio il sindaco Lattuca per la fiducia accordatami, incarico che già avevo espletato nella precedente amministrazione. Nell'immediatezza metteremo in campo tutte le azioni affinché si possano creare le migliori condizioni per una vivibilità nel nostro paese e soprattutto per una migliore accoglienza turistica. Cronaca: incidente mortale a Menfi, grave la moglie della vittima. Arturo Cantella. Tragico incidente stradale sulla fondovalle tra Menfi e Sambuca di Sicilia. A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento 2 automobili. Il bilancio è pesantissimo, un morto e 3 feriti. La vittima è Leonardo Alesi, di 57 anni, originario di Menfi. Nello schianto è rimasta gravemente ferita la moglie, una donna di 55 anni che è stata immediatamente trasferita in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Nell'auto viaggiava anche il figlio della coppia, un ventenne, le cui condizioni sembrano però meno critiche. Tra i feriti anche una terza persona che si trovava alla guida di una Renault. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Menfi, della compagnia di Sciacca, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario. Convegno del Confartigianato sulla rigenerazione in chiave green e il recupero dei borghi. Oggi è una giornata, diciamo, molto importante perché vede tecnici, imprenditori, compagini politica assieme in un dialogo costruttivo, un dialogo che ci ha portato comunque a fare delle riflessioni molto profonde, che ci porterà a fare anche delle proposte importanti per la rigenerazione urbana dei nostri borghi. Io mi sono mossa in questi anni nel tentativo di spingere sulla rigenerazione urbana. Lo ho fatto nella scorsa legislatura con la nuova legge urbanistica di cui io sono stata relatrice, ho curato tutto il lavoro e che ovviamente ha rivisitato tutto il nostro sistema della pianificazione urbanistica. Ora in questa legislatura invece è appena stata approvata una mia norma, condivisa anche dal gruppo di Fratelli d'Italia, che mette a disposizione 40.000 euro a fondo perduto per le giovani coppie che ristrutturano la loro prima casa. Nel decreto attuativo che adesso su cui adesso l'assessore sta lavorando, abbiamo chiesto sempre per legge di dare priorità ai comuni sotto i 10.000 abitanti, in modo tale da avere una funzione anche di ripopolamento. Quindi facciamo da un lato rigenerazione urbana, si recuperano i nostri centri, dall'altro lato si ripopolano quei comuni che in questi anni sono stati a grande rischio di desertificazione e che invece sono la nostra storia. La storia delle nostre famiglie, le case dei nostri nonni, la storia della nostra Sicilia. Ecco, è importante che venga recuperata. Io dicevo poco fa, non partecipo con gran voglia ai convegni, non perché sia antipatico, ma perché sono convinto che io debba essere la parte esecutiva degli indirizzi politici. Ma non potevo sottrarmi a questo convegno che parla di borghi d'Italia, il convegno organizzato nella mia città. L'ho fatto con slancio, lo sto facendo anche con l'impegno che prendo
di mettere a disposizione il Dipartimento Regionale Tecnico che mi pregio di dirigere, di calarlo sul territorio della provincia di Agrigento, così come lo calerò sul territorio dell'intera regione siciliana. Cosa intendo dire? Una sinergia compatta tra la politica, gli ordini professionali e i dipartimenti regionali, secondo me, è la chiave di lettura esatta per portare benessere anche attraverso i borghi siciliani. Eventi come quello di oggi sono importantissimi perché trattano temi di grandissima attualità. Il recupero dei borghi è per ora nelle corde dello Stato, della Regione. Basti pensare al cosiddetto decreto borghi, il 453 del 2022, che stanzia una serie di risorse per recuperare i borghi antichi e anche piccoli centri storici, e contestualmente è importante che anche la Regione abbia contribuito con l'emendamento alla legge di stabilità 2023-2025, con un emendamento firmato da un gruppo di parlamentari di cui primo firmataria è l'onorevole Savarino, che concede degli stimoli importanti, segna nuove politiche di gestione del territorio, facendo un'inversione di tendenza notevole rispetto alle logiche speculative degli ultimi 60 anni, espansione eccessiva, non proporzionata. Questi provvedimenti invece sia dello Stato che della Regione puntano a tutt'altra politica, una politica di riduzione del suolo, politiche di rigenerazione green delle nostre città e di incentivi per recuperare e ripopolare i nostri borghi antichi e i centri storici di piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti. Questo è un fattore molto importante perché ripopolare i centri storici significa contribuire a consolidare e talvolta anche recuperare le radici culturali delle nostre comunità. Sono stato invitato da Confartigianato a relazionare su questi importanti provvedimenti del recupero dei borghi, ma nello stesso tempo in pratica anche parlare di quello che sono il recupero dei nostri centri storici anche per i comuni che sono al di sopra di questi 10.000 abitanti. Ricordiamoci che questo provvedimento che è stato fatto dal Governo nazionale riguarda dei comuni minori. Io oggi voglio parlare nella mia relazione anche di cosa si può fare nei centri storici di comuni che sono un po' più grandi di questi 10.000 abitanti. Lions Day, domenica a Piazza Cavour ad Agrigento. Un'equipe di medici sarà a disposizione dei cittadini. Il servizio di Arturo Cantella. Lions Day, testi visivi, diabete, prevenzione, cardiologia, controllo dell'udito, benessere, un'equipe di medici professionisti. Domenica 16 aprile in Piazza Cavour ad Agrigento dalle 9 alle 13 sarà a disposizione della comunità per screening gratuiti per tutti. L'iniziativa è incardinata in un progetto nazionale coordinata dal distretto 108 YB Sicilia, il cui governatore Maurizio Gibilaro, è organizzata dal presidente di zona 26 Mariella Antinoro e vede la partecipazione dei club Lions che ne fanno parte, tra questi il Lions Club presidente Emanuele Farrugia, il Lions Host Agrigento Chiaramonte, il presidente Edoardo Sessa, Lions Club Aragona Zolfare, presidente Rita Monella, Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presidente Francesco Pira, Leo Club Agrigento Os, presidente Marta Castelli. I Lions forniranno alla comunità un approfondito servizio di screening sanitario gratuito offerti da medici e professionisti di comprovata competenza. Come ha affermato il presidente di zona Mariella Antinoro, daremo la possibilità a tutti di fruire una giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce di una serie di patologie tramite test visivi che verranno curati dall'Ottica Lobullo, sul diabete dal dottor Antonio Bongiorno, alla dottoressa Carmelina Marotta e dal dottor Calogero Patanella. Faremo ancora prevenzione e cardiologia con il dottore Carmelo Vitello e il dottor Martello, controllo dell'udito con la dottoressa Buscemi e il dottor Cilà. Ci sarà come corner e benessere il dottor Gaetano Liotta, promozione screening oncologici con la dottoressa Martina, la dottoressa Costa, la dottoressa Amato,
Si tratta di un'occasione da non perdere per quanti vogliono accedere a un servizio gratuito che è di fondamentale importanza per la salute, in particolar modo in un momento in cui la sanità non riesce a garantire i supporti immediati a causa delle lunghe file di attesa. Il Lions Day, tramite lo slogan di pari passo, conferma la Presidente di zona Mariella Antinoro, riteniamo domenica ponga in essere un'iniziativa che destiniamo a tutti, in particolare a chi non può permettersi di rimediare le lunghe attese pagando il servizio. Ringraziamo, afferma la Presidente Antinoro, il sindaco di Agrigento Miccichè per avere prontamente concesso il suolo pubblico. Ricordiamo che l'iniziativa si svolgerà domenica prossima dalle 9 alle 13 in piazza Cavour ad Agrigento. L'ex scuola Nicholas Green di Messina ancora in uno stato di vergogna. È una vera e propria bomba ecologica. Noi anche recentemente per l'ennesima volta abbiamo sollecitato l'amministrazione comunale a porre in essere tutta una serie di interventi che vanno soprattutto della messa in sicurezza, della bonifica, perché lì c'è una discarica a cielo aperto, i cittadini, i residenti soprattutto si lamentano e hanno ragione, ci sono anche, ce lo dobbiamo dire, una questione molto grave, anche siringhe sporche di sangue, c'è una situazione igienico-sanitaria molto grave. Noi abbiamo chiesto ovviamente la bonifica, abbiamo chiesto che venissero praticamente chiusi i varchi di accesso per evitare che divenga appunto ricettacolo a parte di spazzatura anche luogo di incontri e quant'altro, che sicuramente crea un forte allarme per tutto il territorio. Abbiamo scritto ultimamente, abbiamo trasmesso l'ennesima delibera e sollecitato l'attuazione della delibera chiedendo tutta una serie di interventi, tra cui anche, lo dico ai vostri microfoni, in maniera anche abbastanza provocatoria, abbiamo chiesto addirittura anche la rimozione del nome di Nicholas Green, proprio perché quella scuola in quel modo è veramente un'offesa. Le uniche risposte che abbiamo avuto, anzi l'unica risposta che abbiamo avuto da parte del Dipartimento Toponomastica è che quella scuola in realtà non c'è scritto da nessuna parte che sia intitolata a Nicholas Green, ma che sia stato in quel periodo soltanto un fattore emotivo, ovviamente per la tragedia che ha interessato il giovane ragazzo statunitense. Sicuramente quella scuola potrebbe essere indubbiamente rivalutata. Abbiamo chiesto anche all'amministrazione comunale se ci sono in essere dei progetti per la riqualificazione, però purtroppo non c'è stato ancora modo di avere alcun riscontro, e questo credo che sia un fatto abbastanza grave, perché come sempre accade, le nostre istanze non sono delle istanze personali, ma sono istanze che provengono da cittadini e cittadini, da migliaia di cittadini. Quindi colgo appunto l'occasione del vostro microfono anche per lanciare appunto l'ennesimo grido di allarme verso un territorio che praticamente subisce e costantemente violentato da una situazione di degrado che è quella che regna all'interno della scuola. Restiamo a Messina, terza gara per l'affidamento del servizio dei mezzi veloci. Sostanzialmente dopo la sentenza della Corte Europea e quella del Consiglio di Stato ci aspettavamo che arrivasse una terza gara per la linea per la linea Reggio Calabria-Messina. C'è qualche risorsa in più messa a disposizione rispetto al precedente bando, non è di certo tanto, c'è da rivedere un servizio completamente insufficiente per le esigenze di questo territorio e abbiamo un grande punto interrogativo sulla salvaguardia dell'occupazione, perché sebbene ci siano le clausole nel bando vanno un po' in contrasto con quella che è la normativa marittima, e quindi temiamo che se non c'è un confronto subito, immediato con le parti sociali all'atto del cambio appalto, se non dovesse partecipare o vincere Blue Jet, il nuovo vettore potrebbe avere difficoltà nel garantire tutti i livelli occupazionali. È un segmento importante, in questo periodo tutto è focalizzato sul dibattito sul ponte, però ponte o non ponte, questo è un servizio che serve ai pendolari dell'area dello Stretto, servirà anche quando ci sarà il ponte, perché sarà un servizio, se ci sarà il ponte, perché sarà un servizio che comunque è più veloce rispetto all'attraversamento stabile, quindi bisogna puntare. Questo è un bando per 4 anni con la possibilità di andare un proroga di 6 mesi, si poteva fare di più.
Autonomia differenziata? No, grazie. Domani a Caltanissetta manifestazione promossa dalla CGIL e dalla UIL. Tutti in piazza il 15 aprile contro una misura ingiusta che, se applicata, avrà conseguenze devastanti per la Sicilia e per il futuro di tutti noi. La manifestazione si svolgerà domani appunto a Caltanissetta per dire no all'autonomia differenziata ed è organizzata dalla CGIL, dalla UIL, dalla Lega Coop, dall'Arci, dalle Ali Autonomie Locali e dalla WISP. È il momento che le istituzioni, l'associazionismo, le forze sociali, i siciliani scendano in campo contro una misura che relegherà la Sicilia ai margini del Paese e dell'Europa, precludendone ogni possibilità di sviluppo. La battaglia contro l'autonomia differenziata deve vederci compatti, devono essere chiari tutte le conseguenze di un provvedimento che spaccherà il Paese, facendo pagare alle cittadine e ai cittadini meridionali prezzi altissimi. Quindi domani sarà importante e fondamentale esprimere un forte dissenso. Della Sicilia, ma del Mezzogiorno in generale, sono delle condizioni estremamente gravi per quanto riguarda soprattutto alcuni settori. Parlo della sanità, parlo sicuramente del sistema di istruzione della nostra regione, che come sappiamo è ultima nelle classifiche per quanto riguarda per esempio le università, e mi riferisco alle classifiche che Censis ha pubblicato di recente e che vede gli atenei di Catania e di Messina agli ultimi posti. Così invece siamo primi nelle classifiche peggiori, come la dispersione scolastica, la povertà educativa. E sicuramente la scelta di questo governo rispetto a questo disegno di legge a firma del ministro Calderoli sull'autonomia differenziata non è la soluzione ai problemi del Mezzogiorno, ai diritti come la sanità e all'istruzione. È per questo che noi chiediamo a tutte le cittadine, a tutti i cittadini, non soltanto ai lavoratori del mondo della conoscenza, di scendere in piazza a Caltanissetta per urlare con forza e con intensità il nostro no siciliano all'autonomia differenziata. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. Siamo alla pagina sportiva, parla Giuseppe Romano, allenatore dell'Icata Calcio. Sì, la sosta ci è servita perché venivamo anche da un periodo non brillante dove avevamo fatto pochi punti, 3 punti nelle ultime 5 partite, e dopo quella sosta abbiamo giocato con San Cataldese ed Aversa, abbiamo ottenuto 4 punti dove questi punti ci hanno rilanciato in una situazione di classifica importante e dobbiamo continuare su questa striscia di risultati per cercare di centrare l'obiettivo che ci siamo prefissati, il secondo obiettivo che ci siamo prefissati, cioè i playoff. Sì, la squadra è al lavoro in vista del prossimo match. Che avversario è Santa Maria? Santa Maria è una squadra buona, sta facendo un buon campionato anche per l'organico che si ritrova, una squadra che ha dei principi, una squadra che sta facendo il campionato che doveva fare, è una buona squadra, ripeto, e sicuramente non sarà una partita semplice. Sì, non sarà una partita semplice, ma una curiosità, il Santa Maria è la squadra che ha raccolto meno punti di tutti fuori casa, solo 10 punti. Secondo lei quale sarà la chiave della partita? Non lo so io quale sarà la chiave della partita, sicuramente noi la prepareremo sempre allo stesso modo, con la massima intensità, con la giusta applicazione, con la giusta concentrazione. Sappiamo che per noi è una partita importante, fondamentale per inseguire quel sogno che ti dicevo prima. È chiaro che per arrivarci dobbiamo cominciare a vincere contro il Santa Maria e poi pensare alle altre. Alessandro Cappello, difensore dell'Icata Calcio, uno dei veterani di questa squadra. La sosta è servita per ricaricare le batterie e infatti sono arrivati 2 risultati importanti contro San Cataldese e Aversa. Sì, assolutamente, la sosta ci ha aiutato a recuperare le energie sia mentali che fisiche e siamo tornati in campo con la giusta mentalità, lo giusto spirito di squadra.
abbiamo ottenuto 2 grossi risultati, la vittoria in casa con la San Cataldese e il pareggio fuori casa in un campo molto difficile come quello dell'Aversa. Ora la squadra è già al lavoro per preparare la prossima partita importantissima contro il Santa Maria in vista del nuovo obiettivo che si è posta la squadra. Sì, assolutamente, domenica sarà una partita decisiva per questo altro obiettivo che ci siamo posti di raggiungere, è una partita fondamentale che va affrontata con la giusta testa, la stiamo preparando molto bene con il mister, vedo i ragazzi che sono molto concentrati e speriamo di riuscire a vincere domenica. Una domanda personale adesso, come stai? Allora, la scorsa settimana ho avuto qualche fastidio dopo la partita con la San Cataldese, però fortunatamente dopo le visite di controllo non abbiamo riscontrato nessuna rottura, nessuna infiammazione, era solo un po' di affaticamento e quindi già da martedì mi alleno regolarmente in gruppo e penso di essere a disposizione per domenica. Continuiamo con il calcio, turno di eccellenza, all'Acragas basterebbe il pareggio ma dipende tutto dagli altri. Carmelo Lentini. Ecco dunque le gare dell'ultimo turno di eccellenza A che si giocherà domenica prossima a partire dalle ore 16:30. Le sentenze sono quasi scritte in maniera definitiva, ma attenzione ai colpi di coda, sia per la promozione che per la composizione dei prossimi play-off e play-out. Partiamo dalla vetta dove, facendo chiaramente i dovuti scongiuri, l'Acragas è predestinato al sospirato salto in Serie D. Per ottenere la promozione è obbligato a vincere con il risultato San Lorenzo, ma potrebbe bastare anche un pari se a Favara l'Enna non riuscisse a battere la compagine di Catalano, un'ipotesi che rientra in una casistica molto ma molto remota. Anche il Pro Favara è costretto a fare punti con l'Enna per alimentare la speranza di partecipare ai playoff. In questo caso anche un pari sarebbe sufficiente. In caso di vittoria dell'Enna, il Pro Favara invece uscirebbe definitivamente fuori insieme al Don Carlo Misilmere, con la compagine di Pippo Strano che accederebbe direttamente ai playoff nazionali, avendo un margine di 10 punti sull'immediata inseguitrice. Un'altra ipotesi, nel caso invece che Pro Favara ed Enna terminasse in parità oppure con la vittoria della prima, ci sarebbe uno scontro playoff allo stadio Brucoleri tra Pro Favara e Don Carlo Misilmere. La vincente andrebbe a scontrarsi con l'Enna al Gaeta e chi vince va ai playoff nazionali. Per quanto riguarda la composizione play-out, la situazione è tutt'altro che scontata. Le squadre direttamente interessate sono nell'ordine: Cus Palermo punti 26, Oratorio punti 28, Gela punti 29 e poi c'è un trittico di squadre che sono Leonfortese, Risultato e Casteldacce che di punti ne hanno 32. Cus Palermo, Oratorio Marineo e Gela sono tutte e tre predestinate ai play-out, mentre per decretare la quarta occorrerà attendere l'esito di queste 3 gare. Si tratta di Oratorio Marineo Leonfortese, Acragas Resuttana San Lorenzo, Castellammare Gela. Comunque il quadro delle gare in programma per quest'ultimo turno vedrà in campo Casteldaccia Mazzara, Castellammare Gela, Marineo Leonfortese, Mazzarese Cus Palermo. Ricordiamo che il Cus Palermo si trova proprio nella graduatoria dei play-out, Nis Sciacca, Parma Val ormai retrocesso che ospiterà il Don Carlo Misilmere. Infine Pro Favara Enna. Presidente, finisce 1-1 Misilmeri Acragas. L'Acragas domenica prossima ha il match point in casa contro il Resuttana San Lorenzo. In caso di vittoria sarà promozione in Serie D.
Ma diciamo che siamo all'ultimo miglio, oggi abbiamo preso un pareggio che è un pareggio importante e domenica vediamo di concludere la stagione per come ci eravamo prefissati all'inizio. La partita di oggi bella e avvincente, un pareggio giusto alla fine? Sì, le squadre erano equilibrate, hanno lottato fino alla fine, poi il pareggio è il risultato giusto. Capitano, ci siamo, domenica la partita dell'anno, la più importante della stagione, serve una vittoria in casa all'Esseneto contro il Resuttana San Lorenzo per festeggiare la promozione in Serie D. Sì, sappiamo che abbiamo l'ultimo sforzo, abbiamo l'ultimo tassello da inserire, ci stiamo preparando bene, la stiamo vivendo in maniera giusta. Anzi, è per questo invito tutti i tifosi a darci una grandissima mano, a sostenerci come hanno fatto con l'Enna, perché sono stati veramente il 12° uomo in campo e spero che anche questa domenica il popolo biancazzurro risponda presente. Le tue sensazioni, le tue emozioni quali sono in vista di questa partita? Allora, sto cercando di bloccarle perché ancora nulla è fatto e sappiamo che abbiamo bisogno di 3 punti per agguantare questo sogno di ritornare comunque in una categoria dove spetta all'Akragas, e quindi per adesso sto cercando di essere solo concentrato per questa partita e poi sperando di festeggiare tutti insieme. Hola Gastí. Acá desde Argentina te deseamos lo mejor para este domingo. Vamos Akragas, que este domingo salimos campeón. ¡Suerte! ¡Fuerza! Hola hijo, queremos estar presentes hoy, que es un momento tan importante para vos. Decirte que estamos confiados de que todo va a salir bien. Disfruta mucho este momento y, como te digo siempre, cuídate. Bueno, nosotros te vamos a acompañar desde la distancia, esperando que puedas festejar este ansiado ascenso de tu querido Akragas, con mucha fe y éxito para lograr el objetivo. Arriba Santi, con muchas ganas, arriba Akragas. Suerte. Hola Emi, acá estamos para alentarte, así como te acompañamos de chiquito a todos tus partidos, desde acá a 12.000 kilómetros de Buenos Aires, te estamos alentando. Fuerza para el domingo con todo. Dale, Emi, con todo, tenés que terminar el año saliendo campeón, vamos con todo que ganamos el domingo. ¡Te ¡Vamos! queremos! Sulla esclusione dello stadio di Palermo e dell'intera Sicilia dalle competizioni dell'Europeo 2023 interviene la deputata Tardino. Troviamo paradossale che la Sicilia sia stata esclusa dalla FIGC dal dossier di candidatura dell'Italia per organizzare l'Europeo di calcio 2032, un'esclusione motivata dal fatto che inserire 2 isole avrebbe potuto creare dei disagi. Credo che sacrificare Palermo, la quinta città d'Italia, e la Sicilia tutta sull'altare del radicalismo ambientale sia un grande errore. Non possiamo accettare di rinunciare a questo importante evento sportivo, volano di economia e di turismo per tutto il territorio. La FIGC dovrebbe immediatamente rettificare una decisione penalizzante ed ingiusta, considerato anche che delle 10 città designate a ospitare la fase finale dell'Europeo solo 3 sono al sud, Napoli, Bari e Cagliari, è di tutta evidenza che dunque Palermo non può mancare. Lieta intanto comunque di sapere che il presidente Schifani sia già intervenuto, avviando le dovute interlocuzioni con il presidente della FIGC Gravina. Come Lega ci aspettiamo adesso un passo indietro dalla federazione, anche perché entro il 2032 sullo stadio verranno effettuati i dovuti interventi e la mancata presenza sarebbe un insulto a 5 milioni di siciliani. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.